Mentre la conferenza delle regioni torna ad aggiornare, sotto la spinta del CTS, le linee guida per la riapertura delle attività economiche e sociali con riferimento all'obbligo di mascherina per i lavoratori e gli addetti alle diverse attività, e mentre Anciveneto con il sindaco Mario Conte continua a spingere per una linea comune veneta sull'utilizzo della mascherina all'aperto, i singoli comuni iniziano a muoversi in autonomia. È il caso di Casier, che ha emanato oggi un'ordinanza che impone l'obbligo di mascherina anche all'aperto a partire da sabato e fino a Capodanno. Il nuovo provvedimento impone ai cittadini di Casier, Frescada ed Ossone di indossare dunque la mascherina nei luoghi all'aperto dalle 9 del mattino alle 19, ma solo nelle aree più a rischio di assembramento: piazze Nenni e Pio X, via della Liberazione, via Roma, via Fermi, via Cattaneo e molte altre. ANCI Nazionale si è fatta portavoce con il governo della necessità di uniformare le regole per evitare, come in questo caso, fughe in avanti, ma per ora non pare sia ritenuta una priorità. Nonostante ciò, Conte si dice pronto ad andare avanti in concerto con i sindaci, almeno per il Veneto, perché valgano per tutti le stesse regole. Attendiamo di capire se il governo è orientato in questa direzione. Se non lo farà, quantomeno a livello veneto cercherò di coinvolgere i sindaci delle città capoluogo sicuramente, ma anche tutti gli altri sindaci, perché l'obiettivo è quello di semplificare le regole ai nostri cittadini. Intanto non c'è pace per lo stadio di Monigo. Questa mattina è comparsa sulla recinzione una nuova scritta Novax dopo quella di lunedì, poi fatta coprire dall'amministrazione. Il sindaco Conte ha fatto sapere che sono a disposizione della polizia locale le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per identificare il colpevole.